Ma ieri abbiamo fatto questo convegno molto interessante dentro Expo, a cui è intervenuto il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione Raffaele Cantone, proprio per saldare il legame che secondo noi ci deve essere fra lo sviluppo locale e la legalità, e fra buona cooperazione e la legalità. Noi siamo convinti che buone regole e il rispetto delle regole siano le condizioni migliori per favorire la crescita e lo sviluppo. La cooperazione sana si sviluppa laddove ci sono regole chiare e che vengano rispettate da tutti. Quindi questa è la prima considerazione che facciamo, ed è l'affermazione che abbiamo ribadito ieri con forza. Abbiamo trovato un presidente dell'ANAC molto disponibile, ha ovviamente riconosciuto il valore e il ruolo della cooperazione, ma chiaramente non poteva non richiamare l'attenzione su quanto è accaduto in quest'ultimo anno, con l'emersione di fenomeni di criminalità legati all'utilizzo distorto della formula cooperativa. Noi ne siamo venuti con questa considerazione diversi anni fa, quando la vinicoltura italiana e il settore vinicolo venne colpito dalla crisi del metanolo, no? Con l'adulterazione dei vini sembrava che per il vino italiano fosse finita la storia. In realtà, come dire, proprio da quella vicenda criminale è risorto un settore vitivinicolo di altissima qualità, che oggi ci viene invidiato dal mondo e che è uno dei punti di riferimento, no, anche uno dei punti di riferimento dell'export italiano e della qualità del prodotto italiano. Io credo che questa debba essere l'occasione attraverso la quale le cooperative e le cooperative sociali in questo contesto, come dire, si riscattano, ritornando a un legame forte con la dimensione dei valori, con le comunità, rilancino la funzione del mutualismo come leva per garantire una maggiore equità sociale e le risposte al welfare, che sempre più porta domande che rischiano di rimanere insoddisfatte dentro solo una dinamica di tipo pubblico. Colpisce il fatto che, come spesso accade nel nostro paese, si guarda la punta di un iceberg, un fenomeno che è apparente, che vedono tutti, che è quello legato all'immigrazione e all'accoglienza, ma non si vede quello che ci sta dietro. Allora, il ruolo principale che le cooperazioni hanno rispetto al fenomeno migrazioni è quello dell'inclusione e dell'accoglienza, e questo fa assimilare come se tutta la gestione degli immigrati, tutta la gestione delle politiche sociali fatta da cooperative sia dentro questo sistema. In realtà è solo una parte minima dal punto di vista quantitativo di cooperative, è una parte che ha distorto la stessa funzione della cooperativa sociale. Io sono del parere che le cooperative sociali abbiano poco a che vedere con la gestione dei processi emergenziali, cioè gestire un centro di accoglienza che sembra un campo di concentramento dal punto di vista, no, anche dell'impatto complessivo, non è nelle corde della cooperazione sociale. La cooperazione sociale nasce per dare risposte ai bisogni della comunità locale, coinvolgendo la comunità locale. Quindi ben venga una cooperativa che nel territorio organizza l'accoglienza dei rifugiati. Molta più preoccupazione sorge, e lo abbiamo visto, quando una cooperativa viene chiamata a fare operazioni di gestione di migliaia e migliaia di posti di lavoro, e quindi diventa non più un progetto di inclusione sociale, ma diventa la gestione di un piano di emergenza. In questo paese tutte le politiche di emergenza sono sempre state accompagnate da fenomeni di tipo distorsivo. Vogliamo ricordare G8 alla Maddalena, il caso Aquila, il caso Expo, il caso Mose, qui visto che siamo in Veneto. Quindi situazioni nei quali, usando la leva dell'emergenza, si sono aggirate le regole. Ecco, noi crediamo che le cooperative devono stare alla larga da questo tipo di operazioni.
La riforma del terzo settore è in strada, è oggi al Senato, bisognerà attendere credo qualche settimana alla conclusione del dibattito che riguarda le riforme costituzionali che abbiamo visto hanno suscitato molto scalpore, dopodiché riprenderà il suo cammino. È un percorso, come dire, che suscita molto dibattito, ancorché un dibattito, ahimè, soprattutto per addetti ai lavori e che rimane circoscritto in termini più profondi al terzo settore. Non è riuscito a sfondare, diciamo così, la porta dell'interesse e del coinvolgimento più complessivo della politica, nonostante ne avesse caratteristiche e anche la meritevolezza dal punto di vista dell'importanza dei temi. Quindi c'è stata una politica un po' distratta da questo punto di vista, se non i pochi che hanno preso in considerazione questa ipotesi. Tuttavia si sono, come dire, concentrati anche su questo percorso posizioni molto diverse che hanno generato anche qualche difficoltà nella prosecuzione del dibattito. È normale che sia un confronto di idee dentro la politica, noi ci auguriamo che riprenda il cammino del dibattito. Ci sono quasi 700 emendamenti presentati sul testo già approvato alla Camera dei Deputati, quindi mi immagino che ci sarà un dibattito significativo. Noi continuiamo a nutrire una fiduciosa attesa sul fatto che questo percorso vada avanti, perché è importante che si faccia un progressivo passaggio del terzo settore verso una maturazione in un contesto che è cambiato rispetto a quando sono state incardinate le principali norme che hanno regolamentato appunto il volontariato, l'associazionismo, l'APS, la cooperazione sociale, la stessa impresa sociale che dal 2001 ha visto una prima forma di regolamentazione, hanno necessità di ricevere, come dire, un aggiustamento rispetto a quanto sta accadendo. La preoccupazione è che non essendo riusciti a far emergere la dimensione ampia che la riforma del terzo settore potrebbe avere nella riqualificazione complessiva delle politiche economiche, sociali, culturali, istituzionali, mi viene a dire, di questo paese, ridisegnando un po' un progetto di paese che parta dal coinvolgimento della cittadinanza, da un'idea di democrazia economica. Ecco, questa sensibilità è stata persa e mi auguro che almeno in parte venga recuperata nel dibattito al Senato.